Mentre nel mondo convulso dell'alienazione contemporanea l'artigianato tipico declina, sopraffatto dalla produzione di massa, in Val d'Aosta viene coltivato e prospera a difesa di un'arte che esalta la personalità autonoma, l'umanesimo, l'amore. Guardiamo le mani adolescenti di questi allievi artigiani. Ripetono gesti antichi, affondando lo scalpello nel legno d'acero e di noce, decisi e pur rispettosi della materia. La creta si può modellare come si vuole, ma quando si affronta il legno non sono ammessi pentimenti, indecisioni. Ovunque si è lavorato sodo durante mesi e mesi, scolpendo il legno, lavorando il ferro o la pietra ollare, tessendo ricami leggeri di pizzo. Sempre col pensiero rivolto al 31 gennaio. Le ore della vigilia sono state febbrili, spese a rifinire un dettaglio, a scegliere tra i tanti l'esemplare migliore. Ma adesso è venuto il momento. Quando è Sant'Orso, si scende in città dalle valli. 1000 rivoli umani affluiscono in Aosta come fiumi che vanno al mare, per celebrare l'amicizia e il lavoro, i vivi e i morti. A Sant'Orso si fa il bilancio di una stagione della vita che è trascorsa, per dirsi di nuovo arrivederci nel segno della speranza. Ancora chi dà gli ultimi ritocchi, intento all'opera nell'intimità della sua casa. Questi due artigiani, padre e figlio, lavorano in un assorto silenzio carico di parole. Nel cavo delle loro mani, la materia, il legno, sembra raccogliere il pulsar della vita di colui che lo incide, lentamente animandosi per il miracolo della creazione artistica. Antico e moderno, tradizione e progresso convivono in Val d'Aosta in perfetto equilibrio. C'è chi si parte dal villaggio innevato spingendo a forza di braccia l'arcaica slitta e c'è chi carica i propri lavori su un fragoroso motofurgoncino. È la notte dei bivacchi improvvisati dagli artigiani giunti in anticipo per conquistare posti migliori. Amici vecchi e nuovi, in attesa di allestire i banchi, bevono il vino caldo sotto le auguste mura pretoriane. Le origini della fiera di Sant'Orso sfumano nella leggenda. Secondo la leggenda, infatti, la prima fiera del legno avrebbe avuto luogo nell'anno 1000, l'anno della rinascita dell'Europa. Nell'anno di grazia 1243, Amedeo IV di Savoia stabiliva che la fiera dovesse svolgersi irrevocabilmente il 31 gennaio, dalle ore 8 del mattino al cader del sole. Oggi si tiene tra le mura pretoriane e la via intitolata al più illustre degli aostani, Sant'Anselmo. Ormai da un secolo almeno la fiera di Sant'Orso non è più appannaggio di un solo quartiere, ma civile vanto di tutta la regione. No.
vigilia trascorrono scandite da canzoni intonate in coro, riscaldate dal vin brûlé in un clima d'agape fraterna. Nelle piole non si beve dalla grolla di legno, discendente dal Graal d'argento, la mitica coppa dei crociati. Si beve dalle ciotole di terraglia, in cui fuma il vin brûlé condito con noci abbrustolite perché abbia un sapore degno di palati forti. Questo bambino dorme cullato dai canti rumorosi degli adulti. Quando si desterà, i banchi saranno tutti allestiti. Ogni anno vengono premiate 4 categorie di artigiani: tornitori, scultori, merlettaie, produttori di oggetti agricoli e allievi artigiani. Ma prima ancora dei giurati, l'esame lo fanno gli intenditori, i collezionisti giunti sul posto alle luci dell'alba. La fiera è aperta. Quando passerà la giuria, anche i più vecchi tra gli espositori si sentiranno un po' come scolaretti all'esame. Cordiale ma attenta, scrupolosa, esamina gli oggetti, ne trascrive le caratteristiche e i pregi. Ed ecco il corteo dei visitatori che invade via Sant'Anselmo come un fiume allegro e tumultuoso, in una festa di colori esaltati dai costumi locali. I costumi, le suppellettili, i volti della gente, il patois sono gli stessi del secolo scorso. La fiera è ormai al colmo. Rivenditori e turisti tessono in lungo e in largo via Sant'Anselmo. Ma c'è qualcuno che non solo non è riuscito ad accaparrarsi uno dei banchi migliori nella notte della vigilia, ma giunge addirittura adesso. Sono 2 vecchi, marito e moglie. Sembrano un po' smarriti in tanta allegra confusione. Cercano un posto, un ritaglio qualsiasi di selciato per i propri tesori. Nelle loro umili valigie non ci sono cianfrusaglie, ma trine, coperte di lana tessute con rudimentali telai di legno, merletti di rara fattura. Sono anni ormai che vengono a Sant'Orso e non hanno mai venduto niente. Non venderanno nemmeno quest'anno, ma per un motivo semplice, perché non vogliono. Gli basta la gioia di sentirsi vivi, anche quest'anno, partecipare alla festa, dividere la spensieratezza degli altri.
La fiera di Sant'Orso per loro è più che una tradizione, è un appuntamento nel tempo, cui non potrebbero sottrarsi senza morirne. Forse anche stavolta gli ha portato fortuna il barbuto e sorridente Messager Boiteux, il buon gamba di legno venuto come tutti gli anni dalla Svizzera. A suon di musica viene issato l'antico stendardo che si vuole abbia 1000 anni. Ad inaugurare ufficialmente la fiera, ecco le autorità regionali, fedeli a una sorta di appuntamento che si rinnova d'anno in anno con gli espositori, con la folla, coi turisti stranieri. La folla si è infittita, c'è chi cerca la statuina sacra da collocare in una nicchia, chi la grolla preziosamente ornata, chi il rastrello, la gerla. Per l'amministrazione regionale e per l'EVART, l'ente creato a tutela dell'artigianato tipico della Val d'Aosta, la fiera di Sant'Orso è un impegno fermo, assunto nel quadro di una politica realistica intesa a stimolare lo sviluppo della regione e a far conoscere la sua antichissima civiltà. Rivalutando l'artigianato, non si è compiuta così soltanto un'operazione culturale. Si è dato infatti un senso al lungo inverno, altrimenti forzatamente ozioso, dei contadini. Si è dato alle piccole imprese artigiane un ruolo nel contesto economico e sociale della regione. Quando è sera, gli artigiani convengono in massa nel vasto salone delle manifestazioni del Palazzo regionale. Autorità, invitati, le famiglie degli artigiani partecipano con genuino entusiasmo alla manifestazione pubblica che conclude la fiera. Agli espositori più bravi, scelti dalla giuria, la fiera riserva ora il momento esaltante della premiazione. Coccarde, diplomi, premi in denaro